Ci troviamo presso i locali espositivi del mecenate T-Lounge in occasione della mostra antologica del pittore Antonio Moreno Seivezzo, al quale chiediamo di esporci quali sono le caratteristiche del suo vedutismo. Buongiorno a tutti innanzi. Le caratteristiche del mio vedutismo oppure svedutismo sono le mie Venezie, i miei viaggi nella mia Venezia, surreale e anche un po' onirica, protetta dal mare, protetta dai 4 elementi del nostro universo, che sono 4 elementi che possono distruggere e possono anche proteggere. In questo caso la terra e l'acqua proteggono paradossalmente, come non si direbbe, la mia città di Venezia. Dipingo Venezia in questa maniera, trasportando le mie emozioni sulla tela in cui vado a lavorare. L'apporto surrealista quindi è una interpretazione personale? Sì, è un'interpretazione personale. Ovviamente cerco di trarre degli spunti da grandi maestri surrealisti come Dalì, come Magritte e come, posso anche dirlo, il grande Ludovico De Luigi. Una pittura dunque che sa di emozioni, una pittura che racconta emozioni, racconta ricordi, perciò Venezia è nel suo cuore. Ne manca il viverci? Il viverci a Venezia sì, mi manca. Non nascondo che vivo bene anche, diciamo, dove abito. Però quando vado a Venezia mi spalmo assieme a Venezia, quindi divento anch'io Venezia e questo per me è molto importante. Perciò riesce a captare le magie dell'infanzia, i piaceri, i ricordi. Rivedo perfettamente e nitidamente tutta la mia vita a Venezia, anzi dirò di più, mi rivedo io, ragazzino a Venezia, in terza persona addirittura. E questa terza persona lei ce la riporta sulle opere in modo da offrirci un'immagine nella quale c'è memoria, ricordo e anche piacevolezza nella visione. Certo, certamente, la mia memoria, i miei ricordi, la mia piacevolezza nelle visioni veneziane sussiste proprio in questo, di rivedermi e trasportare sulla tela il mio rivedermi. Il vedutismo alla veneziana, quello classico, è impostato su una visione attenta della realtà. Questa sua visione dunque è una visione che è estrapolata dalla realtà o è totalmente una riproposizione dei suoi ricordi? No, è estrapolata sì dalla realtà, cioè le mie visioni per quanto mi riguarda sono reali. Ovviamente il turista o chi cammina a Venezia non le vede, ma per quanto mi riguarda sono visioni reali, vissute, messe in tela in maniera surreale, ma le vedo realistiche, per me sono realistiche. Era presente all'inaugurazione della mostra anche Ulderico Manani, che ha letto uno stralcio poetico del grande Mario Stefani. Carnevale a Venezia, dalle pietre una memoria antica sopravvive e Venezia è stanca di dimenticare, giocare di maschere. Non è per sé felicità, per le strade il riso non è sempre tale. Il male delle cose corrode in noi qualcosa e la rosa della speranza appassisce nel buio di una sera. Ci troviamo presso il mecenate T-Lounge in compagnia del gestore di questo magnifico locale, Francesco Mosca, al quale chiediamo di esporci il suo progetto artistico e culturale. Buonasera a tutti. E niente, il mecenate T-Lounge nasce circa 2 anni e mezzo fa da una mia idea, in quanto volevo portare qui a Treviso, volevo ricreare quei salotti letterati di fine Ottocento, dove si riunivano appunto artisti, scrittori, poeti, e quindi creare una sorta di circolo culturale. E di sopra al primo piano realizziamo mensilmente delle mostre di pittura dove ci sono appunto degli artisti locali che espongono, e quindi in questo modo cerchiamo di dare spazio a questi artisti locali emergenti. E facciamo anche presentazione di libri e tutto ciò, diciamo, che è inserito nell'arte.
Siamo infatti in occasione della mostra personale del pittore veneziano Antonio Moreno Seivezzo, che porta a Treviso le sue magnifiche Venezie, frutto di una piacevole fusione tra il surrealismo e la pittura vedutista veneziana.